Ai quotidiani locali Fabio Del Fabbro, referente dell'attività giovanile del CAI di Fornia Voltri, ha dichiarato: la vicenda sta prendendo una brutta piega. Sotterrati dai commenti poco edificanti dei social e pure dalle parole espresse in punta di penna dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, i componenti del sodalizio nel tardo pomeriggio di oggi si sono riuniti per fare il punto della situazione. Dopo la valanga di martedì ai Cadini di Misurina, che per miracolo non si è tramutata in tragedia, oltre agli interrogativi nelle ore immediatamente successive ai soccorsi, ci sono insinuati dubbi perfino sulla fortuita quanto provvidenziale presenza di 2 militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo. È grazie a Cristiano Romanin e Enrico Tac, entrambi legati al movimento sportivo di biathlon di Fornia Voltri, che si è potuta salvare la quindicenne travolta dalla neve, trascinata per una sessantina di metri e sepolta da una coltre di 60 centimetri. Nel frattempo il secondo sci alpinista travolto dalla neve è rimasto intrappolato dalla cintola in giù, riusciva a liberarsi grazie all'aiuto degli operatori, dei compagni di gita e degli strumenti di supporto in suo possesso. L'escursionista è stato soccorso dall'elicottero dell'aiuto alpin Dolomites, giunto in supporto dell'eliambulanza del SUEN 118 di Pieve di Cadore, che ha recuperato con un verricello la quindicenne, trasportata, riferiscono nella nota le Fiamme Gialle, in condizioni di ipotermia e con diverse ferite al San Martino di Belluno. Successivamente l'elicottero di Bolzano ha caricato a bordo 2 componenti della comitiva, fratello e sorella. L'uscita di sci alpinismo del 2 aprile era stata divulgata dal CAI di Fornia Voltri il 25 marzo scorso con un comunicato. La destinazione, si legge, sarebbe stata decisa in base alle condizioni di innevamento e al numero delle iscrizioni. Il gruppo di circa una decina di partecipanti, compresi gli accompagnatori, quella mattina ha raggiunto il parcheggio alla base dei Cadini di Misurina. Il bollettino valanghe dell'ARPAV indicava un pericolo di grado forte, tra i più elevati segnalati sin dall'avvio della stagione invernale. Perché si è deciso ugualmente di condurre in vetta la comitiva di ragazzi, tutti fra i 12 e i 17 anni di età? A questa e altre domande risponderà il direttivo del CAI di Fornia Voltri, intenzionato a fare chiarezza sulla vicenda. Oggi il capo della Procura di Belluno ha riferito di non avere ricevuto alcuna documentazione sull'evento, che a norma del codice di procedura penale in questo caso potrebbe essere stata raccolta di iniziativa dal personale del soccorso alpino della Guardia di Finanza nella sua funzione di polizia giudiziaria.